Ecco, qui siamo davanti alla fonte d'acqua che si trova dentro questo piccolo appezzamento di terreno. L'acqua è un bene assolutamente inestimabile, è un bene assoluto, è un bene di tutti. E noi abbiamo anche qui dei doveri forse ancora di più rispetto a certi ambienti naturali, abbiamo dei doveri di conservazione e di mantenimento di un ambiente pulito, perché l'acqua bisogna poterla bere, bisogna potersi dissetare, bisogna metterla a disposizione di tutti, vedete, non ci sono recinti qui, chi passa, chi cammina può bere alla fonte liberamente, gli agricoltori che vogliono usarla per dar da bere, difatti viene anche raccolta attraverso un fossato in altri vasconi alle loro viti oppure agli orti che hanno, la possono usare, la devono usare, perché l'acqua nasce qui da me soltanto per una pura casualità, ma non può appartenermi, non può essere mia. È la natura che me la dà, che ce la offre e deve essere data e distribuita a tutti. Non si possono privatizzare beni come l'acqua. Insomma, l'acqua è davvero un elemento di vita straordinario. Insomma, il sole, l'acqua, la terra, l'aria. C'era il fuoco, ma insomma gli elementi che anche i filosofi più antichi mettevano alla base della vita, no? Alla base della nostra crescita, del nostro sviluppo. Vedete, qui abbiamo fatto poi tra l'altro un'operazione interessante, perché non è che uscisse così, l'acqua veniva giù da un fossato, nasceva da sorgenti diverse e si disperdeva nell'ambiente senza la possibilità di un suo utilizzo. Abbiamo fatto una piccola opera idraulica, abbiamo messo giù alcune tubature dentro il fossato, siamo andati a raccogliere le piccole sorgenti, le abbiamo riunificate per avere questo bel getto finale da poter essere, come dire, goduto, fruito, usato e anche per preservarla, scusate, da eventuali inquinamenti, dal trattamento delle viti, trattamenti che ormai vengono fatti magari sempre più in modo intelligente, cioè con minor frequenza, con prodotti meno invasivi, meno nocivi, ma comunque per conservarla dalla fonte fino all'uscita l'abbiamo fatta entrare in delle tubature che ce la riportano poi qui nella sua purezza e quindi nella sua potabilità, nella sua godibilità. In una giornata di sole, di caldo, nella vita di tutti i giorni è veramente una cosa straordinaria. C'è un ultimo particolare, vedete, tutta questa opera di sasso l'ha fatta mio papà, un papà all'età di 84 anni, l'ha lavorata un paio di anni fa e vedete ho dato un nome alla fonte, l'ho chiamata Fonte Nerina. E questo ha un significato perché mio papà si chiama Nereo, noi qui dalle nostre parti si dice Nereo, ma Nereo mio papà e mia mamma è Rina, e dall'insieme dei due nomi Nereo e Rina è venuto fuori Fonte Nerina e quindi l'ho dedicata ai miei genitori. Vicino alla fonte ho fatto piantare un castagno, questo è un castagno proprio perché nei paesi si è conosciuti un po' per dei soprannomi che davano le famiglie. Allora io ero della famiglia dei Castagnari e non volevo perdere questa traccia del castagno e dei castagnari. Forse i miei avi andavano a raccogliere le castagne per sopravvivere, non so la ragione vera di questo soprannome, però eravamo i Castagnari ed ecco, quindi ho ripristinato le tradizioni. Il castagno a fianco alla fonte che è Nerina, che è di Nereo e Rina, che sono i miei genitori, e l'acqua che la raccoglieva ancora il nonno e che continua a essere di tutti.